nel 1638 il nobile Marco Dandolo fu autorizzato ad aprire in Calle Valaresso un ridotto grande, ovvero una casa da gioco pubblica, la prima della storia, dove potessero riunirsi tutte quelle persone di ogni ceto sociale, vi si entrava solo mascherati, dedite al gioco d'azzardo, fino a quel momento proibito o malamente regolamentato. Oggi il ridotto grande, con tutte le sue sale, esiste ancora. È stato meravigliosamente rifatto nel Settecento ed è parte dell'Hotel Monaco e Gran Canale. Può così diventare un bel gioco, immaginarsi nei panni di Giacomo Casanova o di Carlo Goldoni, che faceva recitare sua madre, Giovanna Farussi, assidui frequentatori di questi locali, e spingersi oltre e immaginare i tavoli gestiti dai Barnabotti, i nobili decaduti ai quali era assegnato questo compito. Il ridotto divenne luogo simbolo della mondanità e del lato più cosmopolita del carnevale veneziano. Ma le dissipazioni di capitali, la frequentazione di cortigiane e il contatto tra usurai e nobili tenitori di banche crebbero al punto da diventare scandalosi. Il 27 novembre 1774 il Consiglio dei Dieci ne ordinò la definitiva chiusura. Il gusto per l'azzardo non abbandonò mai il veneziano, che alcuni anni prima, nel 1758, aveva dato vita in Francia, assieme ai fratelli livornesi Calzabigi, a una grande lotteria con tanto di licenza reale che aveva stregato i parigini. Chissà però quante volte, prima di allora, per sfuggire ai suoi creditori veneziani, avrà utilizzato questa porta ancora mimetizzata tra gli stucchi del ridotto grande, che permetteva di uscire di nascosto.